Amici bellini, è un martedì pazzesco perché il martedì io tenevo questa idea che il martedì dovevo fare il recap visto che ci sono sempre i posticipi, ma è complicato perché il Milan gioca dopo, gioca tra un po', quindi è complicato fare un recap generale. Però ci sono delle novità di cui dobbiamo parlare e si incastra tutto, vedrò di incastrare. Cominciamo! Allora, amici bellini, Salvatore Pasca, benvenuto, iscrivetevi al canale, impazziamo con le iscrizioni e con i like, perché è un fatto mio personale, mi piacciono i like fa girare l'algoritmo, il like arriva, poi fa arrivare i video a tutti quanti ed è importante per me anche che... perché poi devi scegliere bene il titolo, se il titolo non corrisponde anche alla thumbnail, insomma ci sono una serie di cose tecniche. Ma tutte cose che ci riguardano in qualche modo da vicino, perché ci sono novità, visto che in questi giorni si è parlato assai del caso Osimhen con giornalisti e tifosi che volevano includere per forza e mettere sullo stesso piano la questione plusvalenza Osimhen. Poi tecnicamente è sbagliato chiamarla plusvalenza quella lì, però sono i tre giocatori giovani che sono il pomo della discordia. Ovviamente è inutile doverlo ripetere che la situazione è molto diversa, ma fa il paio con questo tentativo di dire ma pure gli altri, perché gli altri no, con le novità che ci porta Ziliani sul suo Twitter. Quindi noi ci spostiamo con un Abrabamo tattico e leggiamo. È chiaro, Ziliani è stato sempre visto come un anti-juventino, quindi le cose vanno prese con le pinze, però se mi parla di articoli, se mi parla di cose, si sta esponendo molto e si potrebbe anche esporre a una brutta figura se non accadesse. Io poi nel finale del video c'è un altro discorso che mi interessa ancora di più di queste eventuali squalifiche e delle cose che possono accadere anche retroattive. Avete presente quando fai una cosa e sai di aver sbagliato, no? E alle volte quello con cui hai sbagliato parte con aggressività perché lui sa di avere ragione e ti vuole aggredire. Avete mai provato a stopparlo subito prima che parte l'aggressione? Dici scusami, hai ragione, scusami, è proprio che sbaglio, non dovevo girare così al semaforo, ho sbagliato, hai ragione, scusa. Quello che ti sta per aggredire a volte rimane spiazzato e dice vabbè, fa niente. Alle volte, ma questo a fine video perché mi interessa moltissimo. Allora, leggiamo insieme le parole di Ziliani che dice: giornalista del Fatto Quotidiano ha lanciato sui social una clamorosa notizia in merito alla manovra stipendi che coinvolge la Juventus, tutti squalificati per almeno un mese in questo campionato, forse già a breve. Sì, lo so, non è una notizia da poco conto, i media italiani al pensiero tremano di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi, almeno si evitano svenimenti come per il meno 15. Nei due prospetti che trovate sopra ci sono i nomi e lui allega altre fotografie con tutti i tesserati della Juventus 2019-2020, Sarri compreso. Ecco perché poi Sarri rientra, perché oggi gioca la Lazio col Milan, è importantissimo, e dei 17 del 2020-2021 che aderirono alla proposta di finta rinuncia di alcuni stipendi per permettere alla Juventus di far sparire grosse perdite a bilancio. Un'operazione gravemente illecita, siglata per tutti, dal presidente Agnelli e dal capitano Chiellini, portata avanti al di fuori dell'ambito federale, con scritture private controfirmate da agenti, nascoste in studi legali e notarili e ritrovate però degli inquirenti. Quindi questi sono i fatti. Tutti i tesserati coinvolti sono stati interrogati e hanno ammesso le circostanze. 2 giocatori dell'Ig delle Sciglio hanno fornito ai magistrati copia della chat WhatsApp in cui Chiellini spiegava a tutti l'imbroglio, suggerendo di non farne parola con i giornalisti. Illecito dimostrato a prova di bomba, quindi. Ebbene, poiché a breve si svolgerà il dibattimento per questo filone, quello delle manovre e stipendi di gravità inaudita, è il caso di ricordare quali sono le sanzioni previste in automatico dall'articolo 31 del codice
del codice di giustizia sportiva, articolo 31, vi ricordate? Ricordate J-Ax? Insomma, i tesserati che pattuiscono, ebbene sì, basta pattuire, compensi al di fuori dell'ambito federale incorrono nella squalifica di almeno un mese. Il club riceve un'ammenda da 1 a 3 volte l'ammontare della cifra in oggetto. La sola carta Ronaldo vale 16 milioni. E quindi questo è quanto. Questo è il finale. Ricordiamo un attimo cosa si disse, che cos'era il 29 marzo del 2020. Redazione tutto Juve, quindi non l'ho scritto io. La Juve ci dà un taglio. E questo è il titolo d'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia la prima volta in Serie A che una squadra e una società raggiungano un'intesa di questo genere. Lo glorificava. La Juventus infatti ha trovato un accordo con i suoi calciatori per il taglio degli stipendi da marzo a giugno. Passa la proposta di Chiellini. La proposta di là e Chiellini ha accettato. I bianconeri risparmieranno 90 milioni in totale. I giocatori, come chiesto dalla società, hanno deciso di rinunciare a 4 stipendi dell'esercizio bla bla bla, che anche se una parte consistente della somma, probabilmente 2 mensilità e mezzo, sarà comunque pagata più avanti dopo il 1° luglio, in modo da avere effetti nell'esercizio. Quindi proprio falso in bilancio, una roba proprio incredibile. I giocatori insomma hanno accettato di non percepire 1 mese e mezzo di stipendio e di risparmare il restante. Tutte cose che a livello sportivo tu fai finta di... c'è la norma, non è che tu in campo se non prendi lo stipendio ti prendi un vantaggio, non è questo, però c'è la norma e quindi non si tramuta in punti di penalizzazione che doveva essere afflittiva per tutto quello che avevano fatto, gli scambi gonfiati di proposito. Si parla di squalifica di un mese e questa è una novità, perché poi la squalifica di un mese di tutta la rosa più o meno, tranne alcuni che poi che fai, ti devi prendere dalla Juve 23, dall'Under 23 o dalla primavera, non lo so come funziona, però queste sono le ipotesi che porta avanti Ziliani. Staremo a vedere. È chiaro che lui si parla anche del coinvolgimento poi della società e quindi di eventuali di fronte a cose di gravità importanti si può anche arrivare alla revoca dei titoli, e quindi si parla di quel Sarri, di quello scudetto di Sarri. Vi immaginate se l'unico scudetto vinto da Sarri viene tolto con questa cosa qua? Cioè lui che lascia il Chelsea, Napoli poi lascia il Chelsea, viene in Italia per vincere in Italia e glielo tolgo. Ecco perché io dico a Sarri stasera: guarda la classifica e pensa che potresti essere tu l'anti-Napoli. Pensate un pochino alla classifica, come si è accorciata tra quelle sotto al Napoli, Milan, Inter, Lazio, anche la Roma, stanno tutte lì. Poi Roma e Milan bisognerà parlare anche di Spinazzola e di Bonucci, questa però è una cosa a parte, non possiamo mischiare tutto. E quindi anche Sarri potrebbe essere coinvolto in questa cosa qui, sarebbe clamorosissimo. Noi stiamo a vedere, ovviamente non possiamo dare giudizi di sorta, perché non so se queste cose reggono. È chiaro che Chiellini confessa, sono brutte cose. Voi scrivete su Google, potete ricostruire tutta la storia ed è un po' torbida, un po' tante bugie anche di fronte ai magistrati. Ti ricordo che sei sotto giuramento e poi confessa, insomma cose non bellissime. E cose non bellissime secondo me sono queste dichiarazioni di John Elkann, che chiude il discorso, perché vi ho detto, se voi chiedeste scusa, voi insomma immaginate un pochino, noi saremmo anche il resto della tifoseria e della stampa che vi è contro perché è un'ingiustizia, sarebbe anche meno aggressiva. John Elkann dice: la Juventus non è il problema, ma è e sarà sempre parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della Serie A e del calcio italiano, che sta diventando marginale e irrilevante. Il discorso che vi face chi sta più attento lo sa, il fatto di Iervolino che dice le grandi devono vincere perché altrimenti la Serie A non è rilevante. Perché la Salernitana non sa avere nessuno a New York, è chiaro. Dice Elkann che parla di sentenza ingiusta e la squadra italiana più amata e seguita rappresenta il nostro calcio nazionale. No, mettiamo in chiaro, la squadra più amata e seguita probabilmente sì, avete fatto proseliti in tutta Italia perché la squadra che vince di più in Italia viene seguita, ma che sia la rappresentazione del nostro calcio nazionale, no.
Attenzione, no, perché in Europa sono tantissime più le brutte figure che altro. E se si va a chiedere una squadra rappresentativa, nemmeno volendo cacciare il Napoli, che negli ultimi anni qualche bella figura l'ha fatta, si deve parlare del Milan, si deve parlare dell'Inter che ha vinto il triplete, non si deve parlare della Juventus che parliamo a mano a Francischiello. L'ingiustizia di questa sentenza è evidente, è evidente. In molti l'hanno rilevato, anche non di fede bianconera, venite sotto nei commenti a dirlo, e noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio. Elkan, non tutelare me, io sono uno di quelli che ama il calcio, a parte le simulazioni sul campo e le schifezze fuori dal campo. Non devi tutelare me. Non devi tutelare me, non ti devi difendere per me. Ti volevo togliere questo gravio, fiscale, questo aggravio fiscale. Ti volevo questo peso sulla testa che tieni, che tu devi difendere tutti gli amanti del calcio. Non ti preoccupare. Difendi quei tifosi che stanno facendo finta di non capire. Poi vi voglio anche dire che ci sono anche dei tifosi che hanno capito e si stanno dissociando. Poi ci sono quelli che cercano di minacciare, praticamente di far crollare il sistema calcio italiano disdicendo DAZN, Sky, eccetera eccetera. Sono tentativi disperati di creare confusione e di mettere sotto a tappeto una polvere che sta viaggiando, si vede il fulviscolo nell'aria e non si può fare finta di niente. L'avete fatta troppo grossa, e oltre ad averla fatta grossa con quell'arroganza tra le vostre telefonate di dire ma quelli li prendiamo in giro, quelli li prendiamo per il culo, questi altri li freghiamo, come facciamolo il mercato per tutti. È tutto questo che non è più accettabile per gli sportivi, quindi quelli che amano il calcio questo non lo possono accettare. Chissà anche gli altri tifosi, perché il Napoli si sente coinvolto perché negli ultimi anni ci eravamo avvicinati, però c'è anche la Roma, però bisogna vedere che il Napoli si è un po' distaccato da questi qua negli ultimi anni, oltre alla questione Higuain, Giaccherini, se vogliamo parlare di cose così. Però col Milan c'era quella cosa così, l'Inter ci hanno avuto questa sorta di contrapposizione, perché l'Inter fa uscire quello che deve far uscire e vince, approfittando della manca del vuoto di potere, e il vuoto di potere adesso si fa sentire con il Napoli, che però non è che prende quel potere, perché non viene rispettato, non se ne parla assai dei 50 punti, del record del Napoli bravo in Europa. Non è che sta prendendo il Napoli quel voto di potere lì, assolutamente no, lo sta prendendo tecnicamente sul campo, perché siamo troppo più forti degli altri quest'anno, ed è evidente ed è rilevato da tutti, anche dai tifosi delle altre squadre, che si rendono conto quest'anno voi state facendo un altro campionato rispetto a noi. Quindi questo è, io non lo so se ci sarà questa squalifica, se ci saranno addirittura qualcuno diceva la retrocessione, è difficile, però è interessante non far finta di niente come stanno facendo questi qua, perché qualcuno ipotizzava magari vogliono fare piazza pulita, accettano quella che è la cosa, invece no, loro andranno avanti con i ricorsi, cercheranno dei cavilli, accettano, prima hanno provato lo fanno tutti, poi proveranno adesso con dei cavilli, ma non è arrivata in tempo la carta, ma noi veramente avevamo anche detto che non era doloso a telefono, però 3 giorni dopo la cosa della procura che era già uscita, il fatto delle indagini, quindi non vale quello che dite post datato, come ha spiegato bene anche Pistocchi. E quindi ragazzi, tant'è, dovevate chiedere scusa. Con Calciopoli per esempio si fanno fuori quei 3 e si continua peggio di prima. Si ipotizzava una cosa del genere, fai fuori quelli che non hanno funzionato, che sono stati troppo tracotanti, e ricominci, ripulisci e riparti con quella forza della squadra che è comunque la più amata, la più seguita dagli italiani, ma mi raccomando non la più rappresentativa del calcio italiano in Europa, perché ci sono altre squadre che hanno fatto anche meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci dobbiamo guardare il Milan. Si parla di Zaniolo al Milan, ma si parla anche di Zaniolo che si è allenato e che vuole giocare contro il Napoli. Zaniolo se ne è parlato anche per il Tottenham che vuole prendere Meret e quindi adesso si aspetta Gollini, ma si parla anche ancora di Vicario portiere dell'Empoli, si parla anche di Baldanzi, l'Empoli che ha battuto l'Inter, e quindi l'Inter sta un pochino indietro. Come mi diverto, mi sto divertendo, posso divertirmi? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.